Ciao Fernando, ciao. Ah, sta qua, mano. Sì, sì, sta qua. Sì, grazie, buongiorno a tutti e benvenuti anche a tutti gli ospiti, che oggi ne abbiamo un sacco. Cerchiamo di dare un po' di ordine alla conferenza stampa. Intanto ringraziamento e saluto alle Pro Loco del Veneto, che sono qui rappresentate ovviamente dal Presidente Folador, dal Vicepresidente nazionale Fernando Tomasello, poi da tutta la delegazione. Mi scuso se non vi cito tutti, ma in particolar modo voglio salutare Francesco Occhi e Maurizio Favazza, che sono gli autori del libro che verrà presentato oggi. Eccoli qua. Che Andar per feste è tutto il titolo, dopo lo diranno loro. Sono 530 pro loco e noi li ospitiamo volentieri, dopo passerò la parola a loro, perché si tratta di forse il primo volume nella storia che riesce a raccogliere gli eventi più significativi e identitari della comunità veneta, che vanno dalle sagre, alle manifestazioni identitarie, all'enogastronomia e altro ancora. Quindi sarà, diciamo, io l'ho definito il Portolano, no? Cioè, il nostro punto di riferimento, cioè il libro, il Portolano è quel volume, quel testo che c'è nelle imbarcazioni, e che dà appunto il quadro di tutti i porti dove ci sono gli attracchi sicuri. Ecco, questa è l'idea. Allora, oggi abbiamo fatto giunta. Mi interessa dirvi che intanto abbiamo approvato un provvedimento che è utile a comunicare ai cittadini del Veneto, che sono i grandi eventi. Oggi i grandi eventi vengono deliberati e quindi stabilito che alcune manifestazioni vanno nel comparto dei grandi eventi, quindi c'è questa grossa delibera di oggi che vale circa 700.000 euro che identifica i primi grandi eventi da finanziare, che sono la beatificazione del Papa Luciani, che è avvenuta, c'è una serie di iniziative, diciamo, a corredo che noi abbiamo sostenuto a partire dal museo e da altre iniziative. I 400 anni del Teatro Stabile del Veneto, quindi in occasione dei 400 anni partiranno tutta una serie di attività, ovviamente per dare produzione artistica e fruibilità della produzione artistica ai cittadini del Veneto, il bicentenario del Canova, e quindi anche qui si dà un'attuazione su Treviso e su Bassano, anzi su Bassano e su Treviso, e quindi tutte le iniziative, fra l'altro con una mostra della quale avete sentito parlare sicuramente, Canova Genio Europeo, e poi tutta una serie di altre attività, e poi gli eventi sportivi che mi interessa sottolineare, ve ne dico alcuni, poi vi consegniamo la delibera. La prima campionato mondiale di gravel, quindi è questo nuovo sport, fra virgolette nuovo, dell'utilizzo della bicicletta gravel, e quindi avremo il primo campionato mondiale in Veneto. Altre attività che si fanno, i mondiali di Cortina, la fabbrica del Rinascimento con tutto quello che concerne, diciamo, l'attività del Palladio, del Veronese, di Jacopo da Bassano e altri, insomma tutte le grandi mostre avrete modo di vederle in delibera. Oggi qui, prima di passare la parola al Pro Loco e poi essere a disposizione per le domande, c'è anche l'assessore Lanzarin. Voi vedete che il Covid, il bollettino di oggi ci dice poco meno di 3.000 contagiati, sono 2.910 se non ricordo male. Abbiamo 22 persone in terapia intensiva, quindi una situazione assolutamente sostenibile. Direi ai limiti da non farci neanche più un bollettino, ma noi vogliamo continuare ad avere il bollettino per avere una dimensione di quello che sta accadendo nelle terapie intensive e continuare a controllare le curve nell'andamento dei contagi e dei ricoveri. 508 persone ricoverate. E vi ricordo che le due punte massime, cioè in terapie intensive che oggi sono 22, la punta massima è arrivata a 550 persone a dicembre 2020, e per i ricoveri 508 a dicembre 2020 erano 3.400. Noi eravamo già sull'orlo del collasso della sanità, quindi non smetterò mai di ringraziare i nostri operatori. Oggi la situazione Covid è una situazione assolutamente sotto controllo, cioè se facessimo, che so, il bollettino per sindromi influenzali avremmo dati probabilmente anche più complicati in stagione. Certo è che non possiamo abbassare la guardia. Ho avuto modo anche di parlare con il professor Remuzzi la scorsa settimana che ho incontrato a Padova,
e anche lui portava ovviamente l'esperienza di un grande scienziato, di un grande studioso. Voi sapete che poi ha consolidato ancora di più il tema delle cure domiciliari e dei trattamenti da farsi in caso di infezione, e ha ribadito il tema della vaccinazione, nel senso che dice che le pubblicazioni scientifiche confermano l'efficacia della vaccinazione per l'esordio della malattia grave, contro l'esordio della malattia grave. Per questo motivo adesso passo la parola all'assessore Nazzarin. Vi ricordo che in Italia la vaccinazione per la quarta dose è autorizzata per gli over 60, quindi chi ha più di 60 anni, e per gli over 12, per chi ha più di 12 anni, se fragili. Quindi vuol dire fondamentalmente rispetto all'età solo per chi ha più di 60 anni, rispetto alla condizione di salute per tutte le età sopra i 12 anni. E voi sapete che noi abbiamo già iniziato le vaccinazioni per la quarta dose, poi l'assessore vi darà anche un aggiornamento, ma c'è una novità perché da ieri abbiamo iniziato con il nuovo vaccino, quindi con il vaccino adeguato alle varianti, anche se la letteratura scientifica riconosce l'efficacia anche di quello tradizionale, il Pfizer della situazione, che hanno somministrato nelle prime 3 dosi. Passo la parola all'assessore Nazzarin. Sì, allora, solo per fare un po' il punto della situazione e anche per rilanciare il messaggio rispetto alla vaccinazione. La settimana scorsa, venerdì, sono arrivati i nuovi vaccini bivalenti, ossia quelli che rispondono anche alla variante Omicron, soprattutto B2 e B3, che sono Moderna e Pfizer. Ci sono già arrivati 350.000 dosi di vaccini e nei prossimi giorni ne arriveranno delle altre. Da lunedì, quindi, le aziende da ieri hanno iniziato la vaccinazione con questo vaccino e la prenotazione. Ieri sera avevamo già 1750 prenotazioni rispetto alle 300 dei giorni precedenti, insomma, quindi chiaramente c'è un'attenzione maggiore. Il vaccino, come diceva il Presidente, è fortemente raccomandato per gli over 60, per gli ospiti, personale sanitario, ospiti delle case di riposo, e per gli over 12 qualora questi siano soggetti fragili o comunque con pluripatologie che vengono riconosciuti. Il vaccino, la quarta dose, la terza dose, insomma dipende poi uno a che punto della vaccinazione è, comunque lo può fare con questo vaccino, lo può fare dopo i 120 giorni dalla dose precedente o i 120 giorni dalla guarigione. Ieri avevamo già somministrato 273 dosi con il nuovo vaccino e continua nei prossimi giorni, quindi oggi volevamo dare i numeri anche per ricordare che c'è questa possibilità. C'è la prenotazione tramite il nostro portale, ma c'è anche, se qualcuno si reca presso i centri di vaccinazione, anche l'accesso diretto, ossia non mandano indietro nessuno. Però ecco, si preferisce la prenotazione perché così riusciamo anche a organizzare i centri vaccinali senza lasciare il personale, sapete che è già poco, insomma, lì aperto H24, e quindi concentrare anche le vaccinazioni nei momenti delle prenotazioni. Diamo un aggiornamento anche sull'antinfluenzale. Con la campagna antinfluenzale partiremo da fine ottobre, primi di novembre. Quest'anno noi abbiamo fatto la gara per 900.000 dosi di antinfluenzale, vedendo l'andamento anche dell'anno precedente. Abbiamo nei giorni scorsi siglato l'accordo con le farmacie, perché voi sapete che per la prima volta le farmacie possono fare anche l'antinfluenzale in questa stagione, possono fare il Covid, lo continueranno a fare, non potevano fare l'antinfluenzale, da quest'anno possono fare anche l'antinfluenzale. Quindi abbiamo anche concordato con loro l'accordo e daremo diciamo così, circa 100.000 dose alle farmacie per l'antinfluenzale. Chiaramente verrà fatto dal medico di famiglia o in farmacia, oppure anche quando si sono aperti i nostri centri vaccinali, anche all'interno dei nostri centri vaccinali. Non abbiamo ancora indicazioni sul fatto, come l'anno scorso, se possa essere fatto contemporaneamente. Pensiamo di sì, poi insomma aspetta ogni singolo medico, ogni singolo soggetto insomma a decidere, però su questo aggiorneremo prossimamente. Domanda sui vaccini? Prego. Una cosa di servizio per gli over 60 che hanno già fatto che hanno già fatto magari la quarta dose col vaccino precedente quest'estate, quelli per la copertura estiva, diciamo, devono aspettare sempre 120 giorni e è consigliato che facciano anche quest'altro?
120 giorni è un booster successivo. Però anche qui insomma ci sono indicazioni non ancora precise, aspettiamo le circolari esplicative su tutte queste partite, insomma, perché non hanno ancora espresso un riscontro proprio, però dalla parte della letteratura è consigliato, però aspettiamo le circolari ministeriali che ce lo dicano. Grazie. Altro sui vaccini? Prego. C'è la possibilità di scelta? Tra Pfizer e Moderna, tra i due vaccini bivalenti, allora in questo momento abbiamo in casa solo Pfizer, mi sembra che tra una settimana arriverà anche Moderna, poi se ci sono tutti e due, penso, insomma, e se i centri vaccinali ce ne hanno, non credo che ci siano problemi. È chiaro che il vaccino che c'è, quello è quello, perché poi sapete che deve essere aperta la boccetta, ci sono un tot di dosi per non andare sprecate, quindi insomma dipenderà molto logisticamente dall'organizzazione. Altro? Grazie. Allora, io passerei la parola alle Proloco. Stiamo parlando di 530 Proloco, stiamo parlando di miriadi di iniziative che sono uniche, stiamo parlando dei veri grandi promotori del Veneto nei territori nazionali e anche internazionali, perché poi le nostre Proloco del Veneto si ritrovano dappertutto. Quindi anche per me è l'occasione per ringraziarli, perché se oggi ci vantiamo di essere un fenomeno turistico a livello internazionale, la prima regione turistica d'Italia, questo lo si deve al fatto che il volontariato, ricordo che siamo davanti a dei volontari, il volontariato ha prodotto anche fatturato importante per il nostro territorio. L'industria turistica in Veneto vale circa 18 miliardi di euro, è la più grande industria in Veneto e sicuramente non prescinde dalle bellezze architettoniche, dalle eccellenze culturali, paesaggistiche, ma sotto ci deve essere sempre una promozione, un sostegno dei territori che passa attraverso l'azione di queste associazioni, delle Proloco, che noi abbiamo sempre visto come la nostra testa d'ariete. Ringrazio anche perché hanno saputo dedicare l'immagine della tessera annuale a livello nazionale al Veneto l'anno scorso, no? L'anno scorso, quindi grazie anche per questo. Passo la parola a Giovanni Folador, che è presidente Veneto, e accompagnato da Favazza e Occhi, i due autori. Sono tre però gli autori, giusto? Prego, accomodatevi. Te lo consegno dopo. Sì, come volete, mi metto qua. No. O resto qua? No. Chi è che No, parla? la prima cosa volevo consegnare ufficialmente. Grazie. Il, Gerard Perfest, eccolo. Mascherina anche. E grazie. rimani qua, resto qua, con anche gli autori, avrei piacere venite qui. se potessero Facciamo essere una anche il nostro Tomasello. vicepresidente nazionale del Facciamo una foto perché, assieme, tutti e quattro. perché è un lavoro di squadra il nostro. Vai. Parliamo dell'unicità e dello sforzo editoriale. Prego. Sì, uno sforzo non da poco, uno sforzo non da poco, ma innanzitutto prima di parlare volevo ringraziare il Presidente Zaia che da una vita, da quando ci conosciamo, è sempre stato dalla parte Che è proprio una vita. della mia vita. È stato mio insegnante, se non lo sapete. Ed Il, ero anche bravo, si dimentica sempre di dirlo. Vai. che è sempre stato, ha sempre sostenuto l'attività del volontariato delle Proloco, cioè avere un presidente così in tanti anni, prima quando era a Treviso e poi nel Veneto, per noi è stata una fortuna e lo ringraziamo sempre proprio per il sostegno, anche delle opportunità che ci dà oggi. Non è così scontato, l'attenzione ci onora perché noi siamo tutti volontari, siamo in Veneto più di 50.000 soci tesserati e chiaramente siamo tutti orgogliosi di questa attenzione da parte della Regione nei nostri confronti. Questo libro è stata un'idea di Occhi, Garau e Maurizio Favazza che ce l'hanno proposta e abbiamo accettato diciamo così, questa proposta proprio perché il risultato è stato per noi importante, perché per due ordini di motivi soprattutto. Il primo perché dietro le nostre manifestazioni,
non sono manifestazioni estemporanee, c'è una storia, c'è una tradizione, c'è un patrimonio immateriale che va preservato, che mai è stato messo nero su bianco, in questa occasione è stato messo. Ricordo il Presidente Tomasello, il nostro referente, che siamo riconosciuti dall'UNESCO come referenti, come si dice? Accreditati per il patrimonio, all'UNESCO per il patrimonio immateriale, l'UNPLI, l'Associazione delle Pro Loco. E non è una cosa da poco, che partecipano ovviamente a tutta quell'attività che viene fatta a questo livello. E quindi questo libro ha questo scopo innanzitutto. Ma poi lascio la parola a loro, si parla di, non è girare per feste, perché andare alle feste delle Pro Loco nei paesi eccetera vuol dire anche, questo è quello che viene presentato in tutte le stagioni, partendo dalla primavera fino all'inverno, a conoscere anche tutto il resto del splendido territorio veneto. Un territorio veneto che una volta veniva chiamato, no, Presidente, minore, ma oggi grazie anche al suo lavoro, io sono dello stesso territorio delle colline del Prosecco, è patrimonio UNESCO universale riconosciuto in tutto il mondo. Questo territorio minore che le Pro Loco con le loro attività nei territori fanno conoscere oltre che il territorio con tutte le sue valenze anche tutti i prodotti tipici, e tutto questo c'è in questo volume che ha il suo peso. Prego, chi è che parla di voi? Prego, permesso. Buongiorno a tutti intanto. Per precisare, il libro è stato proposto alla nostra segreteria regionale, quindi al Presidente e alla Giunta, ed è stato non solo da loro approvato ma anche condiviso pienamente, e le Pro Loco che hanno aderito al progetto sono proprio le depositarie di questo libro, perché ogni Pro Loco ha inviato una scheda sulla quale noi 3 autori, sottoscritto Occhi Francesco, Maurizio Favazza e Augusto Garau, 3 uomini di Pro Loco, perché siamo tutti 3 da tanti anni in Pro Loco, e abbiamo coordinato questo lavoro creando un percorso annuale di 94 eventi. Sono 400 pagine, abbiamo 94 eventi suddivisi non tanto per province, perché non noi interessava la divisione provinciale, quanto l'inserimento all'interno della regione Veneto di tutti i nostri eventi, le nostre feste, le nostre storie, e quindi li abbiamo divisi attraverso il periodo dell'anno, quindi sono le 4 stagioni che fanno da desinenza fondamentale su quello che è la struttura del libro, e all'interno di questo abbiamo preso in considerazione gli eventi, le feste, le manifestazioni dove la Pro Loco è protagonista, direttamente oppure collaborando con gli enti locali, con altre associazioni, comunque sempre feste dove c'è la Pro Loco presente. E quindi abbiamo parlato di enogastronomia, abbiamo parlato di manifestazioni storiche, di percorsi lungo l'ambiente, quindi sono percorsi che vengono fatti di anno in anno. E per noi è stato un lavoro molto importante, perché a un certo punto ci siamo posti il problema se questo fosse un punto finale, perché con il Covid ci siamo tutti chiesti, queste manifestazioni potranno riprendere? Adesso siamo molto ottimisti, perché il libro ci fa vedere come si è arrivati ad un certo punto, c'è stata una piccola sospensione, e il lavoro del volontariato, perché anche noi 3 siamo 3 volontari, pur avendo degli altri libri alle spalle, abbiamo fatto proprio a livello di volontariato, abbiamo visto che le manifestazioni stanno riprendendo con la stessa qualità e lo stesso entusiasmo del pre-Covid. Quindi è un libro che racconta non soltanto il passato ma il presente, ma soprattutto è un lancio verso il futuro, le feste e le manifestazioni che si terranno nel Veneto anche negli anni a venire. Spero lo leggiate, perché è molto interessante, ci sono anche tante belle foto che ci fanno vedere la qualità degli eventi che vengono fatti nel nostro grande bel Veneto. Grazie a tutti. Grazie. Mi permetto di aggiungere alcune cose, i particolari per cui siamo giunti a costruire questo libro. Allora, man mano che ricevevo il materiale da parte del Pro Loco, così ho visto che il comune denominatore di queste feste sono la partecipazione, la massa di partecipazione di migliaia di persone a questi eventi. Quindi il comune denominatore è proprio l'aggregazione, cioè queste feste sono proprio lo scopo di aggregare persone. Le persone sono fatte per stare insieme, quindi hanno bisogno di svago e di stare insieme e di chiacchierare, e questa ne è l'occasione. L'altra particolare è quello del territorio. Abbiamo la regione Veneto, come già detto, che è ricca di
montagna, mare, laghi, cose naturalistiche, cultura, abbiamo di tutto e di più. Quindi abbiamo cercato di scrivere sì l'evento, ma anche le particolarità del territorio, di quel paese e di un po' di tutto il Veneto. Tanto per dire, questa settimana c'è, dico una, la festa dell'uva a Soave. Soave è un bel borgo, quindi c'è proprio il borgo e festa che è un connubio, quindi è tutt'uno. Quindi noi abbiamo cercato anche di descrivere nel libro queste peculiarità, cioè del borgo o della località con la festa, che fa tutt'uno. Ecco, questi sono un po' diciamo così, gli elementi per cui hanno scaturito questo libro. Chiudo perché lascio a voi il piacere poi di leggerlo, che almeno così possiate così apprezzare ancora di più la cosa. Grazie. Grazie a te. Fernando, prego. Sì, buongiorno a tutti. Come ha premesso il Presidente regionale, io sono Vicepresidente nazionale, mi onoro di ricoprire questa carica in rappresentanza anche delle Proloco Veneto, ovviamente. E orgoglioso, tra l'altro, della presentazione di questo libro perché effettivamente rappresenta una realtà, quella della Regione Veneto, della quale credo io mi onoro di appunto rappresentare il Consiglio nazionale e ho questa grande gioia di vedere che il Veneto è una delle regioni migliori in termini di promozione. 60 anni fa nascevano le Proloco, l'organizzazione nostra, l'UNPLI, l'Unione Nazionale delle Proloco. In Veneto sono 530, come diceva il Presidente. 10 anni fa, 2012, siamo stati riconosciuti dall'UNESCO e accreditati, una delle 9 ONG italiane accreditate all'UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale. Siamo i coordinatori di queste 9 ONG e rappresentiamo nel mondo le Proloco in termini di salvaguardia di questi patrimoni. Questo libro rappresenta uno dei patrimoni immateriali straordinari, ma non solo. Nel 2022, quest'anno, è stata creata la Fondazione delle Proloco Italiane, di cui ovviamente le Proloco Venete sono parte integrante e fondamentale, direi, e quindi devo ringraziare la Regione Veneto che si è fatta, come dire, promotrice affinché nel Consiglio di amministrazione ci sia la conferenza delle regioni della Fondazione delle Proloco Italiane. Questo è un dato molto importante perché determina e dà conto di questo grande rapporto che c'è tra l'istituzione, regione e appunto le nostre associazioni. Siamo 6.300 in Italia, quindi non certamente pochi, ma 6.300 macchine da guerra, passatemi questo termine, che fanno feste, ma non solo. E chiudo, 3 anni fa, proprio all'inizio della pandemia, è stata pubblicata una ricerca fatta dalla CGA di Mestre e pubblicata dalla casa editrice Marsilio, nella quale si è analizzato l'impatto socio-economico delle Proloco italiane. Ovviamente c'è anche una specifica del Veneto che poi andremo ad approfondire e di questo devo dire, come citava prima il Presidente Zaia, effettivamente abbiamo riscontrato che c'è una enorme quantità, non solo in termini sociali ma anche in termini economici, di prodotto che viene dato. A livello italiano mi pare siano oltre 2 miliardi e 100 tra diretto e indotto quello che producono le Proloco italiane. Fate un rapporto, le Proloco venete sono in circa il 10%, il rapporto è semplice. Grazie ancora agli autori, alla Regione Veneto e al Comitato regionale che ha voluto fare questa pubblicazione, che sarà sicuramente uno degli elementi forti per la pubblicizzazione di quelle che sono le attività delle nostre associazioni a livello mondiale. Grazie. Avete domande sulle Proloco? Prego, Presidente Folador. Di feste ce ne sono ovunque, no? Qualsiasi provincia, centinaia di feste ogni anno. Qual è il criterio che avete utilizzato per selezionarne 94? E poi, professore, che cosa insegnava al Presidente Zaia lei? Insegnare è una parola grossa, cioè, me l'ha ricordato, non so se ti ricordi l'inaugurazione della mostra Vidor, lo racconto questo aneddoto, ancora quando era assessore all'agricoltura,
che si ricordava la prima lezione di matematica finanziaria. Per lui il professore insegnava matematica finanziaria a Estimo. La matematica finanziaria è una roba che dovrebbero sapere, cioè dovrebbero insegnare di default a tutti, perché comunque ti permette di capire come funziona il tuo mutuo, capisci cos'è un ammortamento. E lui la prima lezione disse una roba che a me è rimasta impressa, ogni tanto mi viene in mente, dice pecunia non parit pecunia, no? Scei non fa scei. Cosa vuol dire? Che comunque c'è un valore dentro, lo dicevano i greci, giusto questo? Sì, non ti mi ha mai dato 9, quello sì. No, ma al di là di questo, è il tema che nell'antica Grecia, mi permetto di dire, da quello che ho capito dalla lezione, non consideravano che il denaro dovesse dare, come si dice, frutta, cioè ci fosse un prezzo da pagare per l'uso del denaro, che è l'interesse, giusto? La definizione dell'interesse. E quindi gli antichi greci dicevano pecunia, cioè skei, non creano soldi, no parit pecunia. Quindi il denaro non dava denaro, quindi non c'era l'ottica dell'interesse. Dopodiché sono arrivati i professori di matematica finanziaria e ti facevano sempre calcolare l'interesse dappertutto. Composto, madonna, mi ricordo ancora le formule, semplice. Però oggettivamente io di quelle lezioni ho un bel ricordo, ma non solo così di amarcord, le utilizzo ancora oggi, nel senso che vedo che sono utili, no? Nella vita di tutti i giorni. Finisco solo un attimo. E la più bella soddisfazione per un insegnante è quando trovi un allievo che si ricorda qualcosa che tu hai detto, perché ti sembra di parlare al mulo. E questo capite, voi lo sapete già tutti, la grandezza del presidente che abbiamo. No, però lo facciamo arrabbiare. Sulla quale dopo gli insegnanti hanno sempre anche un'altra cosa, dicono, pensano, sicuramente non è così, che magari un granello di sabbia o una goccia d'acqua nel mare, di averla messa nel successo e nella bravura del... Ma è la formazione è questa, no? Tutti noi dobbiamo qualcosa a un insegnante. Io ricordo delle elementari, fate conto voi. Rispondo al discorso abbiamo mandato una scheda a tutte le proloco, chiedendo chi volesse aderire al progetto doveva compilare questa scheda con determinati parametri. Secondo elemento, la manifestazione doveva avere la proloco come protagonista, non doveva essere l'ultima del gruppo, doveva essere una delle caratteristiche. E poi avevamo sempre cercato di prendere in considerazione le manifestazioni e gli eventi che avessero una storicità e quindi fossero già presenti sul territorio da un po' di tempo, quindi la manifestazione iniziata quest'anno o l'anno prima è proprio una manifestazione appena iniziata. Naturalmente nel gruppo delle Proloco abbiamo ricevuto tante richieste, tante adesioni, poi abbiamo fatto questa valutazione sulla base anche di quelle caratteristiche. Poi ripeto, più di 400 pagine, avremmo dovuto fare 2 libri, quindi ci siamo proprio fermati. Altre domande sul Proloco? Grazie, prego accomodatevi, grazie ancora. Se avete domande se no chiudiamo, prego. Angela? Buongiorno Presidente. Ciao. Posso chiederle cosa ha pensato quando ha visto le immagini di Piazza Ferretto sabato scorso a Mestre? Disclaimer, la piazza gremita per Giorgia Meloni. Nostalgia.